Ciao tifosi del Napoli, lascia un like sul video così rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal nostro team del cuore. Andiamo al video. Il direttore sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Come si batte l'Inter? E chi ha detto che il Napoli deve vincere? L'importante è non perdere. Ieri l'Inter ha giocato una brutta partita contro l'Arsenal, ma ha un gioco più offensivo del Napoli. Potrebbe essere un'arma a favore degli azzurri attaccare in contropiede, sperando che Conte faccia qualcosa per far sì che la squadra faccia meglio in ripresa. Fase realizzabile. Il gioco di Inter e Napoli è totalmente diverso. Simone Inzaghi ha giocatori che dominano e l'asse sinistro è il suo punto forte. Lautaro ha segnato ancora e Thuram è un fenomeno. Çalhanoğlu è stato riscoperto nel ruolo di centrocampista metodista in stile Pirlo, cosa che fa eccezionalmente bene. L'Inter non è al livello del Napoli, è più forte. Ma secondo me gli azzurri non perderanno a Milano domenica sera. Dobbiamo inserire qualcuno più velocemente in attacco, senza mai restare indietro. Con il Bologna è stato facile, perché ti facevano giocare. L'Atalanta, invece, ti gioca. Con l'Inter non sarà facile. Il calcio è un gioco di duelli. Prima c'era la spada, poi c'era la mazza. Adesso, con Gasperini, c'è la voglia di non farlo giocare. Gasperini e Juric ti mettono nella condizione di non esprimere il tuo gioco. L'Atalanta ti chiude e usa giocatori veloci. Li ha sempre. Il merito di Conte è non esporsi ai contropiedi e tenere bloccata la squadra. Raccontatemi solo una partita in cui il Napoli non ha rischiato di subire gol nel primo tempo. La causa è l'incomprensione tattica di MC Tominay, che deve giocare sempre, ma deve capire che non deve giocare per se stesso e fare la prima punta, ma arretra a centrocampo, altrimenti mette in difficoltà tutta la squadra. È un anarchico, ma ha gli occhi puntati sulle corde, quindi non puoi privarti di lui. Tuttavia, deve capire la necessità di spostarsi qualche metro indietro, altrimenti pesterà i piedi a Kvaratskhelia. Qual è la tua opinione? Tifosi del Napoli, sei d'accordo con lui? Lascia il tuo commento sul video. Forza Napoli!